Red Oak, stato dell'Oklahoma, 30 miglia dalla città di Eufaula. Alcuni cacciatori di cervi, mentre attraversavano quella zona boschiva, si imbatterono in una scoperta agghiacciante. 3 scheletri umani stesi a faccia in giù. Appartenevano a un uomo, a una donna e a un bambino. La polizia fece subito un collegamento. Quelle ossa era quanto restava di Bobby, Sherilyn e Madison Jamison, una famiglia scomparsa 4 anni prima. L'8 di ottobre del 2009, i Jamison avevano lasciato la loro abitazione di Eufaula per recarsi a visionare un terreno a Red Oak che dovevano acquistare o, meglio, così dissero. Non fecero più ritorno. Quasi 10 giorni dopo, impensieriti dall'assenza dei Jamison, familiari e amici fecero intervenire le autorità. La polizia rinvenne il furgone di Bobby. Al suo interno c'era solo il cane di famiglia quasi morto di fame. Furono anche trovati i cellulari, i portafogli e $32.000 in contanti. Fin da subito fu chiaro che quel caso presentava lati oscuri. Primo, come mai i corpi che si trovavano a poche miglia dal veicolo non erano stati notati alle prime perlustrazioni? E perché i Jamison avevano con loro tutto quel contante? La polizia sospettò che la famiglia Jamison fosse invischiata in affari di droga. Ciò sarebbe stato indicato dalla presenza dei $32.000 nel veicolo. Inoltre, alcuni amici affermarono che Bobby e Sherilyn fossero consumatori di metanfetamina. È quindi possibile che si fossero recati lì per incontrarsi con alcuni spacciatori e che le trattative fossero finite male. In effetti, il video di una telecamera di sorveglianza riprese la famiglia, la quale pareva muoversi come sotto l'effetto di qualche sostanza, spostandosi con movimenti innaturali e robotici. Le perquisizioni della casa dei Jamison, però, non portarono alla luce alcuna prova di uso abituale di metanfetamina o di altre droghe. Per di più, se davvero si erano recati in quella zona selvaggia per portare a termine una trattativa con alcuni spacciatori, come mai avevano portato insieme la loro bambina? Nella lista dei possibili assassini entrò a far parte anche Bob Jamison, il padre di Bobby, il quale lo aveva minacciato più volte di morte per via di malanimi causati da questioni economiche. Questa seconda promettente pista si infranse però contro l'alibi dell'uomo, che il giorno della sparizione si trovava in ospedale. Dal diario di Sherilyn è emerso che la donna fosse profondamente depressa e infelice. Il suo malessere si era accresciuto dopo la morte di sua sorella Marta. Stando a quanto scritto su quelle pagine, la donna nutriva desideri omicidi nei confronti del marito. Non sarebbe quindi da escludere una dinamica omicidio-suicidio. Un piccolo foro sul cranio di Bobby potrebbe indicare l'impatto del proiettile di una calibro 22. Ma rimane un mistero come mai l'arma non sia mai stata ritrovata, né perché Sherilyn e Madison non presentino segni simili. Chi conosceva bene i Jamison affermò che nel periodo precedente alla loro sparizione si comportavano in modo strano. Ripetevano che casa loro era posseduta da una o più entità. La figlia parlava spesso di 2 suoi amici immaginari, Emily e Michael, affermando che avevano ali di angelo e che gli udiva attraverso le pareti della casa. Inoltre in casa Jamison fu scoperta una Bibbia satanica. Stando alle parole di Nikki Shenold, la migliore amica di Sherilyn, quel libro era stato comperato per scacciare le presenze demoniache che permeavano quella dimora. Nikki stessa giurò di aver visto in quella casa una spettrale nebbia grigia
materializzarsi dal nulla e scendere le scale. Un sopralluogo della polizia porterà alla luce alcune frasi davvero sinistre, tracciate sul lato di un contenitore di stoccaggio. 3 gatti uccisi fino a oggi. Comprare la gente di questo settore. Alle streghe non piace che si uccida un gatto nero. Nicky Shenold riferì inoltre che l'amica parlava sovente di un misterioso culto chiamato i Cavalieri Bianchi, dei quali era terrorizzata poiché pareva avessero giurato di ucciderla. Malgrado l'esistenza di tale congrega non fosse mai stata accertata, è storicamente provato che nell'area boscosa dove si consumò il delitto Jamison si fossero svolti da sempre riti di dubbia e inquietante natura. Una dichiarazione narra di un testimone oculare che proprio lungo la strada dove fu ritrovato il veicolo dei Jamison notò numerose auto, tutte targate Texas. Il testimone affermò inoltre di aver scorto una figura incappucciata e di aver sentito colpi di pistola, forse esplosi come avvertimento, e ciò lo indusse a tagliare la corda. Un ultimo enigma è dato da una fotografia trovata sul cellulare di Bobby, scattata proprio quel fatidico giorno. Raffigura sua figlia. La bambina ha un'aria strana, come se fosse infelice, e anche la sua posa è insolita, che stesse vivendo una situazione di angoscia. Che cosa è accaduto realmente? I Jamison furono spettatori involontari di qualcosa che non avrebbero dovuto vedere o avevano aderito a qualche terribile congrega esoterica. Traffici di droga, manie omicidi, strani culti satanici, forze sovrannaturali. Solo gli alberi di quella foresta conoscono la verità, ma essi tacciono.